Buongiorno a tutti. Allora, stamattina ci siamo svegliati a Porto Giunco e la giornata è strepitosa, quindi subito ci siamo messi a fare una bella passeggiata. Abbiamo visto che c'è una torre spagnola, quindi adesso facciamo una passeggiata nel sentiero e vediamo il mare dall'alto. Esatto, andiamo a raggiungerla. Siamo arrivati sotto la torre spagnola e la vista da qua sopra è veramente stupenda. Tutte queste torri di vedetta che si trovano in Sardegna sono tutte di dominazione spagnola e la particolarità è che da ogni torre, cioè venivano costruite in modo che da ogni torre si potesse vedere quella prima e quella dopo, in modo che quando c'erano degli attacchi con un gioco di luci loro potessero contattarsi a vicenda. Adesso vi facciamo vedere che si vede da qua su. Mamma mia! La parte posteriore invece è restaurata, però di qua si vede proprio la pietra locale e alcuni danneggiamenti di guerre, bombardamenti vari. Infatti in queste zone, visto che è tutto granito, ci sono moltissimi resti anche delle cave, perché qui proprio veniva estratta la roccia. Questa qui sotto è la spiaggia di Porto Giunco e come vedete dietro c'è una laguna dove ci sono tanti fenicotteri e ieri era pieno, era bellissimo. Invece dall'altra parte, se ci giriamo, proprio di qua, c'è Capo Carbonara e tra l'altro stiamo guardando che da questo si vede un camper, quindi credo proprio che adesso ci sposteremo perché lo spottino sembra niente male. Proprio fronte mare. Esatto, e l'acqua pure quella da qua, mamma mia, tanta roba. E adesso andiamo a vedere l'acqua da vicino e Ale c'ha in progetto. Mi sa che ci scappa il bagnetto. Io non me la sento ancora. Questa è la spiaggia che vedevamo dall'alto, la spiaggia di Porto Giunco. Non lo so, cioè sembra un fotomontaggio. Lo sto facendo veramente, sta fuori di testa. Vabbè belli, mentre Ale prova a farsi il bagno io mi sono sistemata con l'asciugamano sulla spiaggia, quindi adesso mi leggo un bel libro, mi godo il sole e passiamo questa bella mattinata in relax. Ciao ciao!